Ben ritrovati in studio, consueto spazio dedicato alla salute e alla medicina. In particolare quest'oggi parliamo dei benefici dell'ossigeno-ozonoterapia nelle patologie neuro-ortopediche. Ne parliamo in compagnia del mio ospite. Saluto e ringrazio il dottor Alberto Alexandre, direttore sanitario dell'Istituto EUNI. Buongiorno dottore. Allora, le applicazioni mediche attuali dell'ossigeno-ozonoterapia sono davvero moltissime. Si può considerare la nuova frontiera forse per il trattamento di svariate patologie, tra l'altro con ottimi risultati che poi lei ci racconterà. Facciamo un passo indietro e raccontiamo prima che cos'è l'ossigeno, cos'è l'ozono e come si presenta in natura. Sì, allora l'ozono come sostanza naturale è un elemento fondamentale del mondo in cui viviamo, nel senso che non potremmo proprio vivere nel nostro pianeta se non ci fosse il famoso strato dell'ozono. Lo strato dell'ozono è praticamente sopra all'atmosfera terrestre uno strato dove l'ossigeno riceve l'attivazione dai raggi solari, i raggi ultravioletti, che provocano il fatto di fornire molta energia alle molecole, agli atomi di ozono, che si uniscono formando appunto una molecola che è di 3 atomi di ossigeno invece che di 2, come è quella forma naturale. E questa a 3 atomi è appunto l'ozono. L'ozono, che è una molecola che ha ricevuto molta energia per formarsi, che è per caratteristiche chimiche assolutamente instabile, portata a ritornare ad ossigeno, liberando una grande quantità di energia. Il fatto che si stacchi un atomo di ossigeno dalla molecola provoca dei processi cosiddetti di ossidazione, come appunto succede in natura quando, per esempio, nel nostro organismo processi metabolici, oppure anche nel mondo che ci circonda normalmente, il fatto di metalli, di minerali che vengono esposti ad ossigeno ricevono i famosi processi di ossidazione, che già in natura sono processi di rovinarsi, di invecchiare. Se noi diciamo un ferro è ossidato, si sta rovinando, si sta guastando perché ha agito su di lui l'ossigeno. L'ozono ha quindi una elevatissima capacità di ossidare e quindi da elemento pericoloso e nocivo, in quanto negli esseri viventi l'ossidazione è un danno, invece nell'atmosfera terrestre è utilissimo in quanto ferma i raggi ultravioletti assorbendone l'energia e viene continuamente riprodotto durante il giorno, mentre nella parte oscura, diciamo, del nostro pianeta, cioè quando siamo nella notte che il sole è nascosto, l'ossigeno ritorna a essere biatomico, quindi ritorna molecola non più ozono ma ossigeno, interviene il cloro che si lega all'ossigeno e forma composti di degrado, poi col sole ritornerà a produrre l'ozono e questo equilibrio mantiene la possibilità per noi di vivere protetti dai raggi ultravioletti. C'entra qualche cosa con il famoso buco dell'ozono di cui, sì. insomma, soprattutto negli anni scorsi abbiamo sentito spesso parlare? Chiaro, è stato un problema grande, grandissimo per il pianeta il fatto che gli inquinanti prodotti dal nostro vivere del mondo industriale, gli idroclorofluorocarburi appunto, provocassero il degradarsi, l'incapacità praticamente di produrre in maniera di quantità sufficienti l'ozono, e quindi si creava appunto questo deficit di ozono, un vero e proprio buco di questa sfera che ci circonda il pianeta, e quindi per alcuni anni sono stati necessari importanti interventi di tutti i governi del mondo per decidere una regolamentazione che ha ridotto queste sostanze inquinanti e ha ripristinato di conseguenza l'atmosfera di ozono che ci circonda, e quindi ripristinata la possibilità di vivere senza rischi di rovinare proprio il pianeta. Certo. Lei poi ha parlato di processi di ossidazione che un po' nell'immaginario comune sono dei processi negativi, insomma, di degrado delle molecole, è così? Esattamente. Nel vivere del nostro corpo il metabolismo normale è un continuo prodursi di processi di ossidazione, perché le molecole lavorano, i mitocondri
mitocondri elaborano l'ossigeno, elaborano la produzione di energia e formano sostanze come l'anidride carbonica, formano prodotti appunto di ossidazione, e continuamente nel nostro organismo intervengono gli enzimi cosiddetti antiossidanti che arginano questi processi di ossidazione, e il benessere di un organismo è l'equilibrio continuo tra l'ossidazione e l'antiossidazione, e quindi è l'equilibrio delle cose che ci permette di vivere bene. Ecco perché appunto nel nostro organismo, anche all'interno del nostro organismo, si verificano questi processi di ossidazione, e il nostro organismo mette proprio in atto dei veri e propri meccanismi di difesa. Difese continue. Praticamente il normale metabolismo di una cellula produce anidride carbonica, produce acqua ossigenata, produce radicali liberi, e gli enzimi antiossidanti scompongono questi elementi, frenano i processi di ossidazione e possiamo vivere bene. Quando si crea lo scompenso di queste situazioni nascono patologie come per esempio può nascere, il normale semplice invecchiamento purtroppo è una quantità notevole di processi di ossidazione, l'infiammazione cronica è uno squilibrio del nostro organismo portato per motivi di vario genere, che poi possiamo citare, a avere un eccesso di ossidazione, e quindi l'infiammazione cronica rovina e fa invecchiare il fisico. Certo. 0422 1628 332 il numero per intervenire in diretta e porre le vostre domande e curiosità al dottor Alberto Alexandre. Ne è già arrivata una. Pronto, buongiorno, con chi siamo in linea? Pronto, buongiorno, c'è qualcuno in linea? Pronto? Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno, parla con la signora Scattudilla. Buongiorno signora, ci dica pure. Senta, io ho un problema di fibromialgia, ma ho anche l'artrite, e mi avevano consigliato di fare ozonoterapia, ma volevo sapere un po' di più, se è valida, se può essere una cosa fattibile. Certo, grazie per la sua domanda, ha bisogno di qualche informazione? Possiamo già dire che ci sono già degli elementi caratteristici. La artrite appunto fa parte di queste malattie diciamo infiammatorie degenerative. Quando diciamo artrite, queste desinenze in ite in medicina sono per esprimere situazioni patologiche di infiammazione, e l'infiammazione appunto è un processo dove vengono prodotte queste sostanze di catabolismo, cioè di degrado, di ossidazione. In più, il signore ha citato la fibromialgia. La fibromialgia è una complessa forma multifattoriale di irritazione e sofferenza dei muscoli, delle fibre muscolari, delle fibre di rivestimento dei muscoli e delle fasce, dove appunto sono possibili tutti i processi così negativi che provocano il dolore cronico, la riduzione di capacità funzionale. Allora qui può intervenire l'ozono, può intervenire, diciamo, il pregio in questo caso è che non è un intervento solo sintomatico, è un intervento che ha lo scopo di correggere i meccanismi che hanno causato la disfunzione, quindi è interessante sicuramente per permettere una qualità di vita migliore. Può essere visto magari come un sussidio ad altre cure, cioè non come prestazione unitaria, ma quanto un elemento che si può accoppiare a dei farmaci, sì, si può accoppiare a dei farmaci, si può accoppiare alla fisioterapia, si può accoppiare all'agopuntura, una serie di trattamenti correttivi della funzione. Anche perché spesso, insomma, nelle patologie che ha citato la signora, la qualità di vita si abbassa notevolmente. Purtroppo, certo. E quindi permettere a una persona, correggendo i disturbi, di vivere meglio e quindi di essere in condizione di riprendere il movimento è fondamentale. Al di là della terapia fisica, la fisioterapia, che può essere ovviamente di grande aiuto, siamo fatti per muoverci. Il nostro fisico vive e si mantiene con il movimento.
movimento. Essere fermi purtroppo non ci aiuta, e il poter recuperare un'attività fisica vuol dire aiutare il metabolismo, vuol dire riprendere la circolazione, vuol dire favorire l'attività cardiaca, vuol dire controllare la glicemia, il colesterolo, cioè è tutta una macchina che vive perché ha un metabolismo attivo dove produce energia, produce lavoro, produce benessere alla fine, proprio perché l'attività è positiva, mentre lo star fermo tende a rallentare la circolazione, a rallentare l'ossigenazione dei tessuti, ridurre il metabolismo, e quindi purtroppo è più facile che vadano avanti i processi di invecchiamento. I tempi moderni, insomma, sono abbastanza frenetici, nel senso sì, che abbiamo sempre poco tempo per fare le cose, però purtroppo sì, la sedentarietà non aiuta proprio, sì. non aiuta, Esatto. ecco, ed è un fattore determinante. Tutte queste patologie, possiamo dire neuroortopediche, sono molto aumentate con la vita moderna, sono aumentate proprio perché probabilmente il fatto della vita cui il nostro fisico, diciamo, è fabbricato nell'evoluzione filogenetica, l'evoluzione in cui noi siamo arrivati sia come postura che capacità di movimento, che proprio conformazione stessa degli arti e della colonna vertebrale, sono legate agli impegni fisici che il fisico aveva possiamo dire, nei secoli, nei millenni passati. Quindi il fatto di svolgere dei lavori impegnativi e pesanti, il fatto di dover correre, il fatto di doversi muovere intensamente era proprio il motivo per cui eravamo costruiti. La vita moderna che ci mette fermi, seduti, in posizioni statiche per un sacco di ore, in posizioni dove non c'è un continuo stimolo né alle ossa, né ai legamenti, né ai muscoli di svolgere la loro mansione, è una situazione negativa che ha facilitato, se non la malattia, il degrado funzionale e strutturale proprio dello scheletro e del comparto di movimento. Certo, e quindi la comparsa dei sintomi. Altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno, con chi parliamo, signora? Abbassi il volume della televisione. Sono la signora Valli. Buongiorno, ci dica pure, signora. Stava parlando dell'ozono, volevo sapere dei centri, volevo sapere se ci sono dei centri specializzati per l'ozonoterapia. Certamente. Grazie per la sua domanda. Grazie signora. Per qualche patologia in particolare posso chiederle o... Per le ernie del disco, per il sollievo, insomma, ecco. Guardi, abbiamo qui la persona giusta, il dottor Alberto Alexandre, all'Istituto EUNI. Prego, sì, dottore. Allora, chiaramente ci sono dei centri specializzati e dedicati. Allora, ci sono centri dedicati all'ozonoterapia in quanto tale, centri dedicati all'ozonoterapia per patologie specifiche. Allora esistono società scientifiche con cui coordiniamo il lavoro, l'attività, gli studi, e quindi anche su un piano pratico ci sono dei centri che si sono sviluppati per tipologie di malattie specifiche. La signora ha accennato alla questione della ernia discale, cioè le patologie della colonna vertebrale, possiamo dire patologie degenerative in senso lato, nel senso che l'ernia discale è uno dei fenomeni di una colonna vertebrale che può avere di rovinarsi, oppure di aver subito dei traumi, oppure di essere sottoposta a sforzi o ad usure eccessive. L'ozonoterapia quindi è bene che venga svolta da specialisti competenti, in quanto non è soltanto terapia del dolore, che chiaramente è
auspicabile per gestire i sintomi di una persona che sta male per questo come per altri motivi, però l'ozonoterapia ha la pretesa, diciamo, di fare un po' di più che la sola terapia del dolore, in quanto ha la pretesa di correggere il perché una struttura si è rovinata, si è formata l'ernia, ha causato una sintomatologia dolorosa, eccetera. Quindi si va a curare il sintomo, ma si va a curare i anche la sintomi, causa. ma cercando di correggere la causa, non coprire il dolore come si può fare con un farmaco analgesico, ma correggere il perché la persona è venuta a star male, quindi togliere il sintomo perché riduci la causa. Ecco, quindi dei centri specifici per questo, come ci possono essere centri dedicati alle malattie del metabolismo, ci sono dei centri anche universitari, per esempio in Roma, in Napoli, in Milano, ci sono dei centri dedicati alle patologie del metabolismo in generale, oppure a patologie nefrologiche, a patologie anche dell'apparato digerente, dove viene utilizzato in settorializzazione specifica l'ozono come altre sostanze per correggere. All'Istituto EUNI trattate le Nel ernie nostro discali. trattiamo le patologie appunto neurodegenerative della colonna vertebrale, delle articolazioni, dei nervi, quindi l'ozono è uno degli elementi che utilizziamo nell'ottica di gestire le varie cause con cui. Quindi partiamo dalla semplice iniezione di ozono oppure dalla semplice iniezione di analgesico per svolgere tutto un percorso di trattamenti che può arrivare a dover fare della chirurgia mini-invasiva, come può pretendere di arrivare a una chirurgia più, diciamo, classica, correttiva anche della forma, cioè dall'A alla Z, diciamo, quello che serva a far star bene una persona per queste patologie. Certo. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Caduta la linea, ecco, vediamo di riprenderla. Sì. Facciamo un passo indietro, dottore. Abbiamo detto che l'ozono è un forte ossidante. Sì, Come ossidante fa? lui e scatena processi Come fa ad essere antiossidanti. però allora utile Sì. al nostro corpo e a curare sintomi e talvolta anche le cause delle patologie degenerative? Chiaro, come dicevamo appunto, viviamo per un equilibrio di processi di ossidazione e di antiossidazione. Quando viene somministrato l'ozono, gli studi che si sono svolti nell'arco di questi 50 anni in cui si è cominciato a usarlo su un piano clinico sono andati proprio a cercare di capire perché qualcuno ha detto proprio l'effetto paradossale di far bene a una sostanza che per natura sarebbe una sostanza che a un fisico, a un organismo vivente fa male. E allora la definizione è che un piccolo, ben calibrato stress ossidativo, cioè una somministrazione di una quantità di questa sostanza fortemente ossidante, provoca nel nostro fisico una reazione molto vivace di correzione, cioè attiva gli enzimi antiossidanti in maniera molto vivace per un tempo brevissimo ma molto intenso, per cui correggiamo situazioni come sono. L'esempio classico sono quelle della infiammazione cronica, cioè alcune malattie dolorose, alcune malattie anche invalidanti, in cui il fattore determinante è appunto l'infiammazione cronica. Ecco, riprendiamo da qui tra pochissimo. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Pronto? Pronto, buongiorno signora, con chi parliamo? Buongiorno, sono Elvira da Musile di Piave. Buongiorno. Buongiorno signora, chieda pure. Volevo sentire, siccome io ho un piede e le dita rovinate da un'encefalite post-vaccinica ancora nel 1955, ho il piede neurologico, volevo sapere se l'ozonoterapia, se mi fa qualcosa, se posso usufruire, dove posso andare, perché non posso più mettere su nessun tipo di scarpa e non posso più camminare. Se mi date un'indicazione, grazie, gentili. Ma fa fatica a camminare perché ha dolori o fa fatica a camminare proprio per la disfunzione del piede, signora?
È ancora in linea con noi? No, è l'abbiamo caduta la persa. linea. Beh, ecco, comunque, un'indicazione generale, sì, dottore. Sì. L'indicazione fondamentale è questa: se parliamo di sintomi disfunzionali causati da questa malattia, uno può pensare di trattare con l'ozono, come può pensare di trattare con dei vasodilatatori, con dei neurotrofici, cioè con una serie di sostanze che aiutano allo stato attuale il funzionamento, per esempio, del piede, eccetera. Se il problema della signora è una incapacità di camminare per una disfunzione strutturale del piede, in quanto mettiamo sia deformato perché nel tempo la mancanza di un'innervazione adeguata ha portato degli squilibri del carico, per cui addirittura le ossa arrivano a deformarsi e i muscoli a non lavorare bene, chiaramente qui l'ozono non può essere una cosa utile. Il discorso va visto in un'ottica ortopedica, in un'ottica di riequilibri motori ben diversa. Certo. L'ozono può essere su un piano appunto di trattamento del dolore, infiammazione, gonfiore della parte, cioè elementi accessori ma di presenza attuale, non residuo del passato. Andiamo ancora più nello specifico. Sì. In che modo è utile appunto l'ossigeno-ozonoterapia nel trattamento dei sintomi del dolore, ma nello specifico delle malattie degenerative dei nervi e della colonna vertebrale? Stavamo appunto accennando a questo discorso dell'infiammazione cronica. Appunto l'infiammazione cronica si definisce come la compresenza di fattori lesivi, noxe nocive appunto per il nostro organismo, e continui tentativi di riparazione. Questa è la definizione dell'infiammazione cronica, cioè una situazione in cui l'organismo non riesce a superare il fattore che lo lede, non riesce a ripristinare e tenta continuamente. La compresenza dei due fenomeni è una situazione che genera appunto malattie come possono essere la silicosi, la polmonite cronica, l'aterosclerosi, cioè malattie dove appunto l'organismo non riesce mai a riequilibrare. L'ozonoterapia può avere un interesse nell'arginare fenomeni di questo tipo perché appunto aiuta a reagire vivacemente contro uno stress che, essendo piccolo, subdolo e continuativo, non dà lo stimolo abbastanza forte all'organismo a difendersi con vivacità, mentre uno stimolo forte, intenso e breve provoca una reazione di questi enzimi antiossidanti molto vivace. Nelle malattie neuroortopediche, che possono essere appunto al di là della colonna vertebrale, anche le malattie dei nervi periferici, come banalmente una sindrome del tunnel carpale, certo, banalmente fino a un certo punto, perché quando fa male, quando invalida una mano può diventare un problemone enorme. Allora in queste forme l'elemento caratterizzante della sofferenza è la subischemia, cioè il fatto che il nervo è cronicamente in una situazione di uno scarso apporto di ossigeno, di nutrimenti, eccetera, perché si trova in un ambiente che lo stringe, un ambiente ostile, esiste un conflitto tra il contenente, cioè l'ambiente di ossa e di legamenti, e il contenuto, dall'interno del quale appunto contenuto è il nervo. Allora quando c'è questo squilibrio tra contenuto e contenente, c'è un'eccessiva pressione sulla struttura nervosa, che è una struttura estremamente delicata, si realizza alla fine una riduzione di afflusso di sangue, una stasi linfatica, un rallentamento del ritorno venoso, quindi tutti elementi che in loco manterranno il nervo in una situazione di poco nutrimento, poca ossigenazione e quindi sofferenza cronica. Allora qui l'ozono è molto utile, e poi lo spieghiamo ancora meglio. Diamo spazio a una telefonata da casa. Bene. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno, con chi parliamo? Volevo chiedere. Pronto? Buongiorno, prego, ci dica pure. Allora, volevo chiedere se l'ozonoterapia è efficace sulla necrosi femorale, sulle teste femorali, una necrosi leggerissima. Io ho 60 anni e l'ho scoperta
un anno e mezzo fa, praticamente facendo una risonanza. Per altri motivi ho scoperto piccole necrosi sulle teste femorali. Volevo capire, io ho fatto anche l'iperbarica, ho fatto il ciclo di iperbarica, non ho notato assolutamente nessun miglioramento, però neanche un peggioramento, diciamo. Sì. Volevo capire se, visto che l'iperbarica è molto invasiva, se l'ozonoterapia può essere utile, sostituita. Certo. Grazie, certo, per la sua telefonata e la sua curiosità. Prego, dottore. L'ossigenoterapia iperbarica è la terapia classica per la necrosi asettica del femore ed è spesso ben efficace. Certamente, come diceva il signore, è scomoda, bisogna fare un grandissimo numero di sedute, bisogna mettersi in questo ambiente, questa specie di sommergibile, di ambiente chiuso dove ricevi un aumento di pressione atmosferica ricchissima di ossigeno per cercare di correggere. La logica con cui si applica questa ossigenoterapia iperbarica è analoga alla logica con cui potrebbe applicare l'ozono somministrato per via sistemica, cioè ci sono dei trattamenti del sangue in cui si arricchisce con l'ozono. Come si fa? Non si può ovviamente iniettare il gas in circolo ematico, certo. Quindi viene prelevata una sacca di sangue attraverso un classico drenaggio come per fare un prelievo per una trasfusione, viene prelevata quindi una sacca di sangue, questa viene arricchita diciamo con l'ozono, cioè viene iniettato, fatto circolare l'ozono nel sangue in sacca, in boccia, e viene poi subito reinfuso nella persona, ovviamente per dosaggi ben stabiliti, ormai scientificamente calibrato alla perfezione. Questo sistema, che si chiama terapia sistemica o grande autoemoterapia, è una cura efficace per questa forma, perché l'ozono ha un'affinità per l'emoglobina dei globuli rossi molto maggiore dell'ossigeno di per sé, proprio perché è molto attivo, e dà un fortissimo stimolo di nutrimento, di ossigenazione, di rimetabolismo e anche proprio di, si chiama neoangiogenesi, cioè di sviluppare nuovo circolo di sangue in zone di tessuti in difficoltà, e quindi è sicuramente una terapia coadiuvante molto utile. Quanto dura e quali possono essere le indicazioni per il paziente che si sottopone a questa pratica? In questo caso appunto la necrosi asettica vuol dire delle zone all'interno della testa del femore, all'interno dell'osso della testa del femore, delle zone che vanno in necrosi. Allora il correttivo è appunto portargli questo forte impulso di nutrimento, di ossigenazione. Il trattamento si svolgerà per applicazioni settimanali, una flebo così dura mezz'ora, 35-40 minuti, ed è appunto uno scomodo molto modesto, nel senso una persona resta in poltrona, riceve appunto questo prelievo di sangue, poi la sua reinfusione, e la necessità di solito è per un problema di questo tipo di una ventina di sedute, circa una per settimana, e in contemporanea a questo può essere utile l'utilizzo anche di apparecchiature tipo quelle di ionorisonanza magnetica, che sono apparecchiature che attraverso la risonanza magnetica, cioè dei campi magnetici a bassissima potenza uniti a onde radio, favorisce il deposito del calcio dal circolo ematico all'interno delle ossa. Quindi sono due cose che con grande semplicità si possono combinare assieme. Praticamente la persona deve solo stare in una poltrona per un'oretta con questa flebo, e l'efficacia è dimostrata molto molto significativa. Abbiamo pubblicato dei lavori proprio sull'argomento, perché rispetto alla difficoltà del passato di gestire la necrosi asettica del femore è un passo avanti molto, molto considerevole. Abbiamo parlato di questa metodica di somministrazioni, quali altre vie di somministrazione si possono utilizzare?
Questa metodica recentemente ha avuto un incremento di interesse, diciamo, pubblico molto forte, perché purtroppo abbiamo vissuto tutti l'esperienza della pandemia, questa terribile infezione virale, e quindi l'indebolimento, la compromissione della qualità di vita delle persone, che abbiamo visto in certi casi veramente terribile, perché il virus causava soprattutto problemi di coagulazione nel microcircolo, microemboli, difetti di funzionamento del sistema nervoso, quindi patologie multiorgano gravi e invalidanti. In questo complesso di cose si è sperimentato, si è visto e si è applicato ampiamente questo sistema della grande autoemoterapia, proprio per motivi svariati: fornire ovviamente energia e fornire ossigenazione al fisico, ma anche sappiamo che è un potentissimo sistema di attivazione delle difese immunitarie. Quindi, senza tirare in ballo argomenti più difficili e scientificamente ancora da dimostrare, come l'effetto viruscida, che ovviamente in una situazione del genere è molto marginale a mio giudizio, ma proprio l'attivazione delle difese immunitarie, la tonificazione del fisico che se ne ricava, ha portato questa terapia a avere una applicazione, una diffusione larghissima. E questa è appunto la grande autoemoterapia, terapia sistemica. Le altre vie di somministrazione dell'ozono sono correlabili alla patologia di cui andiamo a discutere. Chiaramente ci sono applicazioni locali in situazioni, come stavamo accennando prima, patologie di nervi periferici, patologie di colonna vertebrale, oppure in altri settori come può essere vasculopatie periferiche, oppure esiti di retrazioni cicatriziali e edemi e stasi venose, per esempio in esiti di traumi. Abbiamo trattato moltissimi pazienti che presentano meta per un arto inferiore, per un piede, per una gamba oppure per un braccio e mano, esiti di trauma in cui la reazione cicatriziale è così importante, meta dopo interventi ricostruttivi di lesioni varie di ossa e muscoli. Si creano stasi venose, si creano edemi linfatici, si creano problemi proprio perché l'ambiente cicatriziale mette in difficoltà il nutrimento della struttura. Allora, la interrompo perché abbiamo un'altra telefonata da casa. Grazie. Oggi molte domande, molte curiosità. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, sono la signora Vencato di Arzignano. Buongiorno. Volevo sapere se questa terapia può essere utile per la sindrome della bocca urente e della disgeusia. Disgeusia, sì. Grazie per la sua telefonata. Prego, dottore. Anche qui parliamo di disfunzioni e malattie che sono collegate ad una cattiva, diciamo, innervazione di funzioni, di funzioni neurovegetative da una parte e di strutture che funzionano per la nostra attività volontaria, cioè per esempio le mucose, la salivazione, il metabolismo delle mucose, la loro perfusione ematica, sono cose che non sono dipendenti dalla nostra volontà. Si chiama sistema nervoso autonomo quello che governa e fa funzionare questi comparti. Comunque fenomeni neurovegetativi, disfunzionali del sistema nervoso. Il correttivo applicabile con l'ozono è sempre un correttivo perché andiamo a correggere la cattiva ossigenazione e in questi casi il cattivo, diciamo, raccordo tra gli impulsi nervosi e gli organi effettori. Una ghiandola, per esempio, funziona perché riceve dal nervo che la comanda gli impulsi a metabolizzare, gli impulsi a secernere. La vita, come ogni muscolo, dal nervo riceve gli ordini non solo per contrarsi nel momento in cui serva, ma proprio per il suo vivere. Allora, in queste applicazioni l'ozono è un attivante del metabolismo che può essere molto utile, senza considerare l'aspetto di correzione del dolore, perché per molti aspetti
che ancora scientificamente stiamo studiando, però l'ozono somministrato in loco può avere o ha spessissimo un importante effetto di tipo anestetico, come se mettessimo un anestetico locale. I veri meccanismi di questo aspetto specifico ancora non sono scientificamente dimostrati, non sappiamo ancora esattamente perché, però vediamo la realizzazione. Sì. Soprattutto l'interessante di queste cose è la durata dell'effetto. Se io applico un anestetico locale in una zona tipo di un dolore urente, posso avere un'efficacia pro tempore del tempo in cui viene metabolizzata la sostanza che inietto. Con l'ozono invece il grande interesse che è venuto nell'applicazione appunto clinica è stato stimolato dal fatto che si è visto che l'efficacia andava ampiamente al di là di quello che potevi pensare fosse il momento di metabolismo, il suo esaurirsi come sostanza in pochi, addirittura in pochi minuti. L'efficacia dura estremamente più a lungo. E quindi l'interesse di applicarlo, anche perché sono le applicazioni ripetute progressivamente nel tempo che tendono a dare un'efficacia che si va allargando di volta in volta fino a diventare consolidata e allora può durare anni. Certo, e questo è sicuramente un aspetto importante, sì. Insomma, per chi soffre appunto di patologie anche particolarmente dolorose, certo. Che come abbiamo detto spesso possono anche davvero ridurre la qualità di vita delle persone. Noi ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità, torniamo tra pochissimo. Rieccoci nuovamente in studio, ultima parte in diretta, torniamo a parlare dell'ossigeno-ozonoterapia e in particolare dei suoi benefici nelle patologie neuro-ortopediche. Abbiamo capito, dottor Alexandria, che insomma i risultati che si ottengono con questi trattamenti sono molto interessanti. Ci sono però delle prudenze che insomma bisogna rispettare? È dolorosa, può essere in qualche modo pericolosa per il paziente, si sono evidenziati magari nel tempo delle reazioni avverse, ecco, ci racconti anche questo aspetto. Certo, questo è un aspetto estremamente importante. Sul doloroso della somministrazione chiaramente può fare un po' male, è un tipo di iniezione. Per carità, dipende dai dosaggi che si usano, le zone dove viene somministrato. Certamente di per sé l'applicazione può essere un po' dolorosa, ma non andiamo al di là di altri tipi di iniezioni, non è quello, diciamo. Ecco. Forse più la paura Sì, magari ecco. Sì, l'emozione, lo stress di fare una cosa nuova, certamente i 1000 fattori che sono sempre un po' difficili per la persona che affronta una terapia. Quello che è estremamente importante è, diciamo, l'indicazione e i possibili rischi. Come tutte le cure al mondo deve avere delle indicazioni logiche e razionali e quindi specifiche per le varie patologie, sia per i modi che per i dosaggi, e va fatta sapendo che i limiti possibili sono pochissimi ma esistono. Il favismo, per esempio, è una malattia tipicamente mediterranea, che è una malattia appunto di processi di acuta ossidazione in persone che sono ipersensibili per esempio alle fave. Questo è classico dell'ambiente del Mediterraneo centrale, persone che non possono alimentarsi con questo perché vanno incontro a delle crisi gravissime anche di ossidazione e quindi non possiamo somministrare l'ozono. In pratica in quegli organismi manca la ricchezza di enzimi antiossidanti con cui arginerebbero la somministrazione, quindi diventa pericolosa. Quindi per questi e quindi per queste non persone non si usa. Altra situazione è la cosiddetta ipertensione arteriosa maligna, quando persone hanno regimi di ipertensione arteriosa grave e difficile da controllare sul piano farmacologico. Va fatto anche lì una grandissima attenzione alla somministrazione, può essere pericolosa perché può aumentare i valori di pressione in maniera anche difficile da riequilibrare. Questi sono i due paletti fondamentali. E ovviamente poi i paletti pratici concreti di ogni giorno sono, permette alla cultura, la preparazione specifica di chi lo utilizza e
l'ambiente in cui viene utilizzato. Esistono delle regole abbastanza precise, mentre questa è una scienza che è nata, diciamo, dall'empirismo dei 50 anni fa, in cui si era capito, e questo era stato grazie al lavoro degli anestesisti, soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale, che avevano potuto casualmente cominciare a utilizzare l'ozono per pulire ferite, per disinfettare, e da lì accorgersi che dava un beneficio anche alla persona, e quindi da lì è nato. Però all'epoca non si sapeva dosarlo, non si aveva un'idea precisa sulla somministrazione, come andava calibrata, eccetera. Al giorno d'oggi gli apparecchi che producono l'ozono hanno lo spettrofotometro, cioè hanno un rilevatore chimico che ci dice alla perfezione che quantità preleviamo, eccetera. Quindi, come anche società scientifica, l'impegno che c'è sempre costantemente è quello di stimolare i colleghi a quantificare quello che fanno. Quello che purtroppo spesso si riscontra è che le persone dicono: sì, ho fatto l'ozonoterapia, e gli chiedi: ma che cosa ti hanno fatto, quanto ti hanno somministrato? Non c'è niente di scritto, non c'è niente di documentato. Invece bisognerebbe proprio essere rigorosi in questo, perché quei pochissimi effetti negativi che vengono sono determinati sostanzialmente da un errore di dosi. Per cui è chiaro che se somministro una dose eccessiva o se somministro malamente l'ozono posso fare del male. Così come d'altra parte mi viene da dire, anche se somministro 1 chilo di aspirina a una persona gli faccio del male, certo, perché è fuori dose, è sbagliato. E quindi l'importanza di categorizzare, di seguire dei protocolli, di essere assolutamente rigorosi. E l'ambiente in cui viene fatto deve essere un ambiente attrezzato a riparare i possibili eventi negativi, quindi assistere, sì, la persona anche in questo senso. Anche in quelle eventualità. Altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno? Pronto? Buongiorno, buongiorno, con chi parliamo? In diretta, prego. State parlando con me? Sì, prego, prego, proprio con lei, sì. Dica pure, sì, è in linea. Io sono Golfetto Loris. Sì, buongiorno. Buongiorno. Chieda pure. Niente, io ho quasi 70 anni e da 4 mesi da questa parte io sono stato operato al neuroma di Morton, al piede destro. Sì? Sì, volevo chiedere appunto al dottore se in effetti mi fa beneficio la terapia appunto ossigeno-ozono, perché attualmente, dopo appunto, ripeto, 4 mesi dall'operazione, non ho avuto nessun beneficio, come non avessi fatto l'operazione sostanzialmente. E questo, sì, oltre a camminare molto male, mi fa molto molto male, anche psicologicamente, certo, non è il massimo, diciamo, certo, ecco. Intanto grazie, sì, Loris, per grazie, la sua telefonata. Vediamo se il dottore, sì, può insomma spiegare se appunto può essere utile. Sì, i fattori in causa possono essere molteplici, ovviamente, perché il neuroma di Morton è un neuroma, cioè un ispessimento di un piccolo nervo che sta nel piede, tra le ossa proprio della struttura del piede, va bene? Si chiama metatarso, appunto, questa parte finale da cui cominciano le dita del piede. Tra un osso e l'altro c'è questo nervo che può andare soggetto, per ragioni fondamentalmente meccaniche, ad essere come che si ispessisce, che sviluppa una cotenna all'intorno. L'intervento classico è l'intervento o di asportazione, se è una forma importante, o semplicemente di liberazione di questo nervo, come si opererebbe un tunnel carpale, per dare un'idea. Certo. Allora l'inconveniente, diciamo, della mancata efficacia può essere o per un processo cicatriziale troppo vivace che si sia formato intorno alla parte operata, meta-anamobilizzazione precoce, oppure fattori di reattività dei tessuti, come alcune persone portate a formare un cheloide, cioè una cicatrice esuberante, cioè meccanismi che possono aver mantenuto in situazione di sofferenza questo nervo.
Qui l'alternativa, diciamo, o il correttivo per togliere la sofferenza può essere senz'altro la iniezione in loco dell'ozono. Nella nostra, diciamo, logica di lavoro lo associamo anche alla iniezione contemporanea di vasoattivi per aiutare che migliori la circolazione di sangue, magari anche iniezione di specifici gruppi vitaminici. Comunque rientra nella possibilità utile, di essere insomma, gestito. nella gestione appunto dei sintomi legati a questa patologia. Senta dottore, dicevamo l'importanza di rispettare protocolli ben definiti, di utilizzare questa pratica, questo trattamento in ambienti che possano essere attrezzati ad ogni tipo di eventualità, insomma che ci siano dei protocolli standard. Lei negli anni 90 ha fortemente contribuito a far conoscere questo trattamento. Questo è un trattamento che all'epoca nasceva, si può dire che alla fine degli anni 90 e con il 2000 c'è stato proprio un impulso di cambiamento della modalità di gestione, di cura di questo panorama di patologie di cui stiamo parlando, nervi e colonna vertebrale, per cui si era capito che non era così essenziale correggere la forma di un organo sofferente quanto aiutare a riequilibrare che funzionasse. È classica per esempio la narrazione che ci sono una percentuale elevatissima di persone che hanno per esempio un'ernia del disco nella propria colonna e stanno bene lo stesso e non lo sanno, non hanno inconvenienti, perché il fatto dell'alterazione della forma di per sé non è quello che mette in causa i dolori, l'invalidità eccetera, che nascono quando dalla alterazione della forma nasce la compromissione del metabolismo, del nutrimento dei nervi, della loro ossigenazione, nascono quei processi infiammatori attorno ad una struttura che si rovina, che sono processi che erano già stati intuiti, pensi nel 1937 c'era stato un primo studio scientifico che aveva dimostrato che attorno ad un'ernia del disco, per esempio, poteva esserci un processo infiammatorio causato proprio dal degrado della struttura ed era lì che nascevano i disagi, era lì che nasceva il dolore e la disfunzione. E quindi è stato da lì che si è cominciato a ragionare di poter correggere la disfunzione, non perché vado a demolire, a togliere l'ernia, a tagliare, ma perché vado a correggere biochimicamente che questi tessuti, tra virgolette, infiammati possano ritornare a funzionare. Diamo spazio all'ultima telefonata di quest'oggi per tentare di aiutare anche qualcuno di voi. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? È caduta la linea, peccato, ci dispiace. Senta dottore, appunto dicevamo, sono benefici di questa pratica insomma, che si conoscono da molto tempo. Certo, no? ormai è una cosa consolidata, mentre all'inizio, come dico, siamo nati dall'empirismo, dall'applicazione, vedere il risultato e quindi cercare di capire e studiare. Al giorno d'oggi ormai esistono studi scientifici e meta-analisi estremamente consolidate in tutto il mondo. La meta-analisi è uno studio scientifico che analizza gli studi scientifici. Cioè se io come professionista o come istituto universitario o come reparto ospedaliero o come ente di servizi faccio uno studio clinico sulle persone che tratto, pubblico un lavoro scientifico. La cui serietà viene validata dalle riviste in cui viene pubblicato. Chi vuole, diciamo, arrivare a capire se una cura è veramente efficace per una patologia, prende i più seri di questi studi scientifici, li analizza nella loro globalità e ricava una sintesi di risultati da tutti assieme, vagliando gli aspetti positivi e negativi che ciascuno ha rilevato e facendo appunto una valutazione globale che si chiama appunto meta-analisi. Allora,
ormai per fortuna per queste patologie e per l'impiego dell'ozono gli studi di meta-analisi nel mondo sono alcune decine, per cui è assolutamente vagliata e assodata l'efficacia, anche perché ciascuno di noi è stato portato negli anni a trattare decine di migliaia di pazienti e quindi la tecnica ormai in questi anni si è diffusa, per fortuna viene praticata, si può dire ubiquitariamente in Europa e nel mondo anche ormai. Non soltanto trattare casi ma anche insegnare, trasmettere insomma questa tecnica, ed è quello che si fa all'Istituto EUNI, che ha sede, lo dicevamo anche nelle scorse puntate, a Treviso, a Mestre, a Pordenone e a Roma. Insomma, lei svolge anche l'attività di insegnamento. Il bello è questo, io dico che se non avessi avuto la soddisfazione di vedere migliaia di colleghi cominciare ad usare questa tecnologia con tutte le soddisfazioni che posso aver avuto io di far star bene diverse persone, sarebbe stato non solo inutile l'aver lavorato, ma sarebbe stato anche il non aver potuto dimostrare che il sistema funziona. Il sistema funziona perché i risultati positivi che ricavo io, avendo insegnato a centinaia di colleghi a fare, si riflette su migliaia di persone che ne hanno avuto beneficio, e quindi questo convalida la tecnica ampiamente, diffondendola in tutto il mondo, si può dire. Manca ora un riconoscimento istituzionale di questa tecnica, dottore, anche di quelli che sono gli aspetti normativi? Diciamo che a livello di Ministero della Sanità le società scientifiche, in particolare queste italiane, per noi in Italia ma anche a livello europeo, stiamo cercando di ottenere una regolamentazione più precisa dei modi di uso. Certe volte il commento che si può fare è che l'utilizzo è fin troppo facile, per cui viene usato in maniera che non sia perfettamente adeguata ai criteri di applicazione e quindi non dia dei risultati di efficacia così belli come potrebbe dare sempre. Invece arrivare ad una regolamentazione è standardizzazione della metodica, è maggiore sicurezza per chi riceve il trattamento ed è più facilità di raccogliere i risultati, perché se siamo tutti sicuri che tutti lavoriamo secondo criteri standard, i risultati che pubblica una persona saranno analoghi ai risultati che può pubblicare un altro collega e avremo un'omogeneità di valutazione che convalida ulteriormente la metodica. Certo, sempre poi insomma a vantaggio di quelli dei pazienti. Naturalmente a vantaggio di chi la riceve, che la fa in totale sicurezza. Siamo in chiusura, io ringrazio il dottor Alberto Alexandre, direttore sanitario dell'Istituto EUNI. Grazie dottore, grazie di averci parlato ancora una volta di questa importante tematica. Io ringrazio anche tutti voi per averci seguito da casa e vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci. Grazie.